Connessione veloce, internet di facile accesso, non per tutti è così, soprattutto nelle zone periferiche, ma all'orizzonte ci sono interessanti prospettive. 20 comuni interessati per un numero complessivo di 27 interventi, centinaia di chilometri di fibra ottica. Sono questi i numeri bellunesi della prima fase del piano regionale per lo sviluppo della banda larga. È stato fatto un lavoro di squadra per un provvedimento che serve al territorio, ha detto Marino Zorzato, che ha ricordato come siano stati attivati finanziamenti per 40 milioni di euro che porteranno al 95,3% di copertura del territorio regionale. Parte di queste risorse arriveranno in provincia, dove in troppe zone ci sono forme di connettività obsolete, molto lente. In futuro non sarà più così. I nostri cittadini potranno avere servizi che potranno superare i 2 mega di accesso, ma potranno anche, d'intesa con i privati che stanno già investendo, arrivare a 20 mega. Siamo una regione ormai in linea con l'Europa. L'infrastruttura tecnologica è importante, ma altrettanto fondamentale sarà investire nella cultura digitale delle persone, delle famiglie, delle imprese. Informatizzare significa anche risparmiare sia in termini di tempo che di burocrazia, è stato il commento del bellunese Dario Bond.